Galata, capitolo 2. Approvazione all'Apostola. 14 anni più tardi, dopo una visione dello Signore, tornai nata a nella città di Gerusalemme. E là, insieme con Barnaba, e portai insieme conmigo pure Tito. Là mi mettete a pregare la parola dello Signore, che sto facendo conoscere pure a tutte le pavane. Ma pregai solo a poche persone che avevano potere in coppa a quella chiesa. Non voleva che potesse sprecare tutta quella fatica che aveva fatto e che stava facendo ancora. E tanto manca Tito, che stava insieme conmigo, pure se chi non erano ebrei, fui obbligato a si sottomettere a chi lo rite la circoncisione. Certi frati nostri, favazzi, che erano mucciati là, volevano che chi fosse circonciso. Tutti chi si erano buttati in mezzo a noi per preparare un posto e che la libertà che viene a noi a Cristo Gesù, non ci fa tornare una volta sotto potere della legge e Mosè. Ma noi non ci siamo chigliati innanzi a tutta questa gente e non abbiamo fatto nessun passo a rete, manca per un momento, perché avevano a mantenere ferme per voi tutta la verità della parola di Cristo. E poi tutte quelle persone che tenevano potere dentro a quella chiesa non mi comandavano nessuna cosa. Per me non contava più niente che loro erano state per passato, perché Dio può scegliere chi vuole. Poi voglio tornare a ricevere un'altra volta. Tutti quelli che tenevano potere dentro a quella chiesa accettavano che Dio aveva dato a me che la missione per pregare la parola di Cristo fra quelli che non erano ebrei. A così come aveva dato a Pietro che la missione per pregare il Vangelo fra gente ebrea. Perché Dio, che ha fatto diventare Pietro l'apostolo e tutta l'ebrea, ha fatto diventare me l'apostolo e tutte le pavane. Giacomo, Pietro e Giovanni, che venne tenuto come persona assai apprezzata, accettavano che Dio aveva consegnato a me che la missione speciale e trovano si accordato con noi, stragnetta una mano a loro, a me e a Barnaba. Fu così fissato che noi avevamo in fra gente che non credevano a Dio e loro in fra gli ebrei. Già raccomandai subito e non ci scordai tutti i pazienti che stanno in da chiesa di Gerusalemme e questo mi sono sempre sforzato a fare. L'incidente a Antiochia. Quando poi Pietro non entrò in città di Antiochia, io mi mettetti contro essa innanzi a tutta la gente, perché da Nis aveva torto. Prima essa teneva la usanza e si assetta a tavola insieme con quelli che erano diventati cristiani, ma appartenevano ai pavani. Ma quando poi arrivavano certi che stavano dalla parte di Giacomo, essa cominciò a essere scansata di questo, che non erano ebrei, e si mantenette arrasata allora la paura e tutti quelli che sostenevano la circoncisione. Pure tutti gli altri frati, che erano ebrei, si cominciarono a si comportare come a Pietro. Tanto che pure Barnaba carattere in ipocrisia. Ma quando me ne adunai che loro non facevano questo, la parola del Signore, dicette subito a Pietro innanzi a tutto quanto: sei tu che sei ebreo per nascere, ti stai comportando come uno che non è ebreo e stai campando come uno che è sottomesso a che la legge è l'ebreo. Perché proprio costringe tutta la da campare come l'ebreo? Noi siamo ebrei per nascere, non veniamo a tutta la di popolo che non conoscono la legge di Mosè. E noi sappiamo che Dio salva l'uomo non perché chi si mette in pratica tutti quelli che comandano la legge di Mosè, ma solo perché crediamo a Gesù Cristo. E noi abbiamo creduto a Gesù Cristo per essere salvati a Dio, per mezzo della fede in Cristo, e non per mezzo di tutte le opere comandate dalla legge di Mosè. Nessuno può essere salvato perché mette in pratica la legge. Ma se noi che ci sforziamo a essere salvati a Dio per mezzo di Gesù Cristo, che rimaniamo in peccato, può ricevere questo che Dio che ci fa credere in peccato? Certamente no. Vuoi ricevere solo che io mo dimostra peccatore, perché faccio ancora contare una legge che non serve più a niente. Ma per me non ci può essere vita in da pratica la legge, che essa non mi importa più, perché mo sto campando solo per Dio, sono stato crocifisso insieme a Cristo. Non so chi che campa, perché è Cristo che campa in da me. Che questa vita che sto facendo in da questo mondo, la sto facendo perché credo in tuo figlio e Dio, che mi ha voluto bene e volete morire in croce per me. Io non voglio fare che la razza è Dio, perché se fosse vero che Cristo ci salva, perché mettiamo ancora in pratica tutte le comandi della legge, avremmo ricevuto che Cristo è morto per senza niente.